Stavo raccontando, nel momento in cui ho subito il sequestro di persona, io sono rimasto a spasso 2 giorni, vestito in giacca e cravatta, uscivo fuori. Una sera uno degli infermieri, un po' costernati, mi disse: ma dottore, le serve qualcosa? Vuole una pillola per dormire? Io no, veramente no, non ne ho bisogno. Dopo 2 giorni calò l'altro psichiatra deviato e sostanzialmente io spiegai semplicemente che avevo denunciato dei fatti, depositai, feci vedere i documenti, i dati, quello che avevo fatto. Fra l'altro addirittura c'era un amico mio che faceva la scuola e mi portava il materiale per illustrare semplicemente quello che avevo detto. Ovviamente questo delinquente fece una relazione in cui descriveva non quello che dicevo, non come lo dicevo, non come mi comportavo, ma una serie di etichette a scendere o meglio a salire. Le prime indicavano un personaggio parossistico, malato, che diceva cose assurde. Le seconde tutta una serie di profili addirittura che indicavano vari profili patologici ulteriori, ma il giudizio, l'etichetta, non il vaglio concreto di quello che dicevo, di come lo dicevo, di come lo facevo. Poi ho scoperto che loro hanno costruito una sorta di anti-immagine di Paolo Ferraro, cioè tutto quello che era dote veniva estremizzato per farlo diventare patologico, tutto quello che era dote veniva rappresentato nell'esatto opposto. Sono un uomo generoso? Bisognava dire che era un uomo avaro. Sono un uomo che ha una vitalità biologica di un certo tipo, ha avuto una storia anche umana, legata anche all'espressione corporea dell'amore. Bisognava dire che ero ipersessuale, che è una patologia. Sono un uomo che ha cercato di salvare una donna, vuol dire che ero fissato. Sono un uomo che ha visto quello che succede a questa donna, vuol dire che avevo un delirio di gelosia, il che era pure ridicolo, perché badate bene, addirittura la mia famiglia fu avvisata a me, mio padre, di cui mi fidavo allora, ebbe questo ragionamento: questa donna è soggiogata, è trattata in questi gruppi, è poverina, mi amava, e io quello che ho accertato è allucinante, debbo cercare di aiutarla e salvarla. Non è lo schema del geloso delirante, è lo schema di un uomo che si rende conto di una cosa molto grave e molto grossa, che fu quella che mi indusse a registrare quello che accadeva in quella palazzina. Delinquenti organizzati, qui faciunt de albo nigro, che ribaltano la realtà. Nel momento in cui di recente mi hanno fatto una trappola con un'altra ragazza bella, la ragazza bella non andava di fronte a un avaro, stupido, insensibile, ma era tarata per far innamorare un uomo geniale, dolce, sensibile e umano. Se ve lo dico ci dovete credere, vedrete presto quello che mi ha scritto sta povera ragazza, capirete con che gente abbiamo a che fare. Tarano il male per disinformare e denigrare, e ribaltano la realtà, e poi quando ti devono colpire sanno bene chi sei e quanto vali. Oh, io ho bisogno di voi, io ho un'altra psicologa brava. Bisogna tentare di fare, speriamo, almeno la ribellione di psicologi. Sì, ma io per esempio quando stavo con la Carlizzi per il caso quella di Cogne, Maria, sì. Lo stato crepuscolare di coscienza era puramente una diagnosi inventata da uno psichiatra massone, deviato. Non faccio il nome per evitare, però Franzoni sta parlando? Della Franzoni, sì. Io sono convinto che la Franzoni è innocente, sta pagando un pegno molto pesante come mamma perché ha perso un bambino, e come persona innocente perché si sta scontando anni di galera. E quindi perché è stata accusata lei? Come al solito, sempre per tenere coperti determinati delitti che hanno uno sfondo esoterico e servono a mandare determinati messaggi. Domanda, scarti completamente la possibilità che fosse uno stato di scissione mentale? Io sì. Perché? Come puoi avere questa certezza di questo? Per un semplice motivo, perché per come è stato fatto il delitto, nei tempi così brevi la signora non poteva comunque farsi una doccia, ripulirsi, come si chiama l'autista dell'autobus, non vedere neanche una macchia di sangue o una situazione, tutto è successo nell'arco di 15 minuti, cioè dal momento in cui la signora ha accompagnato suo figlio per prendere l'autobus e al rientro, insomma. Perché hanno ucciso Samuele, quindi? Beh, lì basta andare a vedere il sito di Gabriella Carlizzi, La Giusta Informazione 2, viene specificata la motivazione. Era un messaggio ben preciso
in un momento storico ben preciso che riguardava, esatto, oltre che un nome particolare, ma riguardava un'indagine che si porta avanti già da parecchi anni e che è l'indagine del mostro di Firenze.